Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 28 dicembre. Paura ad Adria per un incendio veramente violento scoppiato su un edificio delle ex Canossiane in Corso Mazzini venerdì sera. Nonostante l'immobile fosse teoricamente disabitato, sembra, ma è una voce, che qualcuno lo avesse anche utilizzato come rifugio. La Palazzina è un edificio ristrutturato, ma non è mai stato completato. In origine era un ex convento delle suore canossiane. I lavori di ristrutturazione erano iniziati circa 20 anni fa, ma nel 2008 si sono fermati a causa dei problemi emersi durante l'opera. L'allarme è scattato poco dopo le 17, quando le fiamme hanno avvolto la parte alta dell'edificio, alzandosi alte sopra il tetto. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con squadre provenienti dal distaccamento locale da Cavarzere, Rovigano e Abbiano Terme. A disposizione 2 autopompe, 2 autobotti e 2 autoscale, per un totale di 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia. Il denso fumo prodotto dall'incendio è invaso molte zone della città, costringendo molti cittadini a indossare le mascherine anti-Covid. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale per gestire la situazione. L'intervento dei pompieri è proseguito per ore. In serata le operazioni si concentravano sul sezionamento del tetto per evitare che le fiamme si estendessero ulteriormente e causassero danni ancora maggiori. Alle ore 22:30 i vigili del fuoco erano ancora all'opera. Da qualche mese abbiamo in farmacia delle nuove linee di profumi di nicchia, tra cui la più famosa Giardini Toscana. Quel pomeriggio potrebbe essere proprio l'occasione per venirli a provare e vi aiuterò a scegliere il vostro profumo. Ma è il profumo che si sente appena si entra? Assolutamente sì, quindi ci sono tantissime profumazioni per tutti i gusti. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni a Chioggia le nuove fragranze di Giardini di Toscana, aromi inebrianti per regalare una sensazione indimenticabile. Il consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia per il Veneto Orientale, Roberto Spolaor, esprime la propria vicinanza e la massima solidarietà al giovane marinaio veneziano aggredito il giorno di Natale, mentre, a bordo di un vaporetto per il trasporto passeggeri, stava seguendo la fase di ormeggio. Tali gesti non devono restare impuniti, ha affermato, confidando che il colpevole venga individuato. L'aggressore sembra abbia colpito il marinaio con un forte schiaffo così violento da farlo sanguinare e poi sia subito fuggito. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza contro il personale del trasporto pubblico. Ci si continua a chiedere come garantire la sicurezza del personale di bordo, dei mezzi, sia quelli che viaggiano via acqua che quelli via terra. Non sono passati molti giorni da quando abbiamo assistito a quella che poteva sfociare in un'aggressione contro un autista di Arriva Veneto della linea 80. Si è messo di mezzo alla strada e non ci vuole far ripartire. Grazie, la ringrazio, grazie. Non lo so, sono i sistemi. Se ti vuoi mettere in parte, adesso che mandarla tu via. Ma tu sei accorto di qualcosa? Ma le cose? Cosa fa? Vediamo. Va via adesso. Deve prendere la targa su qua.
Alla pizzeria Scottadeo scopri il gusto delle feste, panettoni artigianali farciti e ricoperti, al gustoso cioccolato, alla goduriosa Nutella, al delizioso pistacchio, delizia pura, tutta da condividere. Passa a trovarci o prenota anche al 327 332 4259. Ti aspettiamo alla pizzeria Scottadeo a Borgo San Giovanni. Tanti auguri, buon anno! Ciao, buon anno da Store 23. Auguri. Auguri. Tanti auguri di un felice fine anno. È un buon inizio da parte Bulldog. Auguri. Felice anno nuovo! Da Via Venezia Boutique. Auguri! Buon fine anno a tutti e soprattutto buon inizio. Ciao! Buon anno a tutti Da Mirage. Auguri di buon anno dalla Tabaccheria 38. Ascom, Confcommercio e Confesercenti augurano a tutti un felice 2025. Il 31 dicembre alle ore 12 presso il Boulevard di Sottomarina ci sarà l'evento Panettoni e Spumante, un brindisi al nuovo anno. Promotori dell'iniziativa gratuita i commercianti e gli esercenti di Sottomarina. Un'occasione per ritrovarsi, confrontarsi e scambiarsi gli auguri trascorrendo del tempo in buona compagnia. I commercianti e gli esercenti di Sottomarina vi aspettano il 31 dicembre alle ore 12 al Boulevard. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Avevamo più di una imbarcazione storica di proprietà comunale ormeggiata davanti al Museo Civico in fondamento a San Francesco. 3 erano per l'esattezza che risultano ancora esistenti dagli atti comunali. Nessuna di esse in galleggiamento, il Bragozzo affondato, l'Enrico e la barca da Pizzo Contarini. L'Enrico dagli atti risulta che sia stato preso in carico dal cantiere navale Rossetti Franco all'Isola dei Saloni, il quale ha provveduto a trasportarlo e a metterlo in stallo per la cifra di 732 euro, importo fatturato il 5 marzo di quest'anno, 2024. Il ricovero dell'Enrico ha in seguito previsto un altro impegno di spesa per il secondo trimestre del 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con l'intento di dar corso ad ogni eventuale adempimento sulla base delle indicazioni richieste alla competente Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, a seguito di un sopralluogo che è stato fatto in loco. Quindi qualsiasi azione vada intrapresa per il battello storico, ristrutturazione o smantellamento, si deve avere il benestare della sovrintendenza. La custodia costerà 600 euro più IVA a semestre, quindi un totale di 2.196 euro, IVA inclusa. Il recupero del Bragozzo Picuore affondato, avvenuto ai margini dell'amministrazione Ferro, è stato liquidato prontamente alla ditta Bielo intervenuta subito per il recupero per l'importo di 7.868 euro, IVA inclusa. Da allora il Bragozzo Picuore è custodito all'Isola del Buon Castello presso il cantiere navale Cimolin. Al 12 gennaio del 2022 risale la determina 46 in cui si parla del servizio di custodia del Bragozzo Picuore, donato, riporta la determina all'ente, dal Comitato del Palio della Marcigliana. Il cantiere Cimolin, si evidenzia sulla determina, aveva dichiarato la propria disponibilità ad ospitare l'imbarcazione per un breve periodo, fino a fine maggio, termine che era stato dato per dare il via all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per garantire il recupero e la conservazione dell'imbarcazione. Il 27 gennaio del 2022 è stata liquidata al cantiere Cimolin la fattura 1 per la custodia del Bragozzo storico Picuore da gennaio 2022 al 31 maggio 2022 per l'importo di 5.978 euro. Il 13 gennaio del 2023, l'anno successivo, veniva liquidata la fattura 82 per la sosta del Bragozzo Picuore
al cantiere Cimolin fino al 31 dicembre 2022 per 5.978 euro, IVA inclusa. Il 31 maggio del 2023 si andava a saldare la sosta del Bragozzo Picuore presso i cantieri Cimolin fino al 31 luglio 2023 per l'importo di 5.978 euro, IVA inclusa. Nella determina relativa, la 601 del 26 maggio del 2023, è evidenziato che la spesa già comprende la sosta della barca da Pizzo Contarini. La barca da Pizzo da molti data per dispersa, per scomparsa, nessuno sembrava sapesse dove fosse. Lo scorso 15 gennaio 2024 la liquidazione 62 è andata a coprire il servizio di custodia natanti comunali per l'anno 2023 fino al 31 dicembre del 2023 per un corrispettivo di 5.490 euro, IVA inclusa. Con la determina 1419 del 13 dicembre del 2024 si parla del saldo per la spesa per il ricovero del Bragozzo Picuore fino al 31 dicembre nelle more della programmazione e affidamento degli interventi possibili e utili anche a liberare il cantiere sopra richiamato dai beni di cui si tratta. Probabilmente al cantiere è diventata anche l'impegnativa l'occupazione dello spazio per il ricovero del Bragozzo. Nell'importo deciso richiamato con tale determina appare compresa nuovamente la sosta dell'imbarcazione Contarini. La determina salda un importo di 5.490 euro, IVA inclusa. Mantenere il Bragozzo in stallo in cantiere insieme alla barca da Pizzo e all'Enrico rappresenta quindi un costo. Cosa dice la sovrintendenza riguardo tali imbarcazioni storiche? Cosa intende farsene il comune di tali relitti? Perché nel frattempo questo sono diventati. Fu simbolico l'affondamento del Bragozzo che simboleggiò il canto del cigno della Giunta Ferro, ma non ci sembra che con la giunta attuale le cose in questo senso siano migliorate. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Assessore Bottacin, un altro anno all'insegna dei lavori impegnativi nella difesa del suolo. Sì, si continua nella realizzazione di quel piano di cui si è dotata la Regione dopo l'alluvione del 2010, il cosiddetto piano dal Paos, un piano che vale 4 miliardi di euro di opere. Fino adesso abbiamo realizzato 2 miliardi 200 milioni di euro di opere e si continua anche nel prossimo anno, bacini di laminazione che forse sono la parte più evidente, ma anche e soprattutto consolidamenti arginali, innalzamenti arginali, briglie in montagna, insomma tutta una serie di opere che sono meno impattanti dal punto di vista visivo rispetto ai bacini di laminazione, ma sono altrettanto importanti e fondamentali per garantire la sicurezza ai cittadini. Il 2024 ha visto un impegno della Protezione Civile veneta massiccio anche fuori regione. Assolutamente sì, abbiamo 553 organizzazioni di protezione civile con 18.500 volontari e volontarie assolutamente formate, preparate, quindi dietro la divisa si nasconde non professionismo perché sono volontari ma assoluta professionalità e quindi veniamo chiamati anche fuori dal Veneto. Quest'anno siamo stati in Calabria nella lotta agli incendi boschivi ma anche in Emilia Romagna in più occasioni a seguito degli eventi alluvionali. Negli aspetti ambientali, la qualità dell'aria, sono stati segnati dei progressi, anche se non ancora al top come in altri settori, però. Non abbiamo raggiunto ancora gli obiettivi che ci dà l'Europa, però come ha evidenziato anche Lega Ambiente nel forum aria recentemente, la qualità dell'aria in Veneto è migliorata. Vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. Ci siamo dotati di un piano aria prima regione d'Italia nel 2004, io poi l'ho rivisto nel 2016, lo abbiamo rivisto recentemente in giunta anche quest'anno, a breve sarà approvato appunto anche dal Consiglio regionale e con una serie di misure, un centinaio di misure che non sono solo le famose limitazioni, sono anche gli incentivi alla rottamazione delle vecchie stufe, delle vecchie auto, dei vecchi veicoli commerciali, piste ciclabili, implementazione di nuovi autobus, nuovi treni, insomma tutta una serie di interventi che vanno a favorire anche il miglioramento della qualità dell'aria.
Oggi per lei è anche un momento di bilancio di mandato e c'è anche un'importante scadenza per il 2029 che attende la Regione. Sì, nel 2029 scadranno le più importanti concessioni idroelettriche, una partita assolutamente importante, in modo particolare per i territori di montagna. È un asset strategico perché stiamo parlando della principale fonte rinnovabile che c'è attualmente in Veneto, anche se si sta investendo molto sul fotovoltaico, e quindi sarà un'occasione assolutamente strategica. Fino a qualche anno fa la legge prevedeva che a scadenza concessione le centrali diventassero di proprietà dello Stato. Invece, con la modifica introdotta dalla norma nazionale e dalla legge regionale che abbiamo approvato recentemente, le centrali diventeranno di proprietà della Regione e quindi sarà la Regione a indire le nuove gare oppure a decidere di gestirle direttamente oppure attraverso società misto pubblico e private. È una partita assolutamente straordinaria sia per gli importi in gioco, centinaia di milioni di euro potenziali, e sia anche perché l'asset è particolarmente strategico. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Per le notizie di questa mattina per il momento è tutto. Siamo a sabato 28 dicembre. Vi ringrazio, vi saluto. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.